quasi sembrato che fra noi tutto il tempo non fosse davvero passato. In diretta, buon pomeriggio con Giovanna, il mio ex. Abbiamo aperto proprio con questo brano bellissimo. Sì. Passato qualche anno da questo brano, non però... diciamo quanti, No. 35. Qualche annetto da questo brano che è sempre bellissimo. Questo ex, vorrei sapere, da questa canzone cosa ne ha dedotto? Cioè adesso questo ex dove è finito? Non lo so, perché sai che gli ex a un certo punto uno se ne... Cioè guarda, sei un ex, adesso è di moda ammazzarlo, però Ecco. voglio dire, invece allora ce ne andavamo con la coda nelle zampe e vabbè, no, vabbè, scherzo. E il mio ex, questa canzone credo che abbia avuto successo, primo perché è veramente una bella canzone, anche il testo è bello perché poi racchiude una verità. Una delle più vere è il finale che dice: mi spiace sapere che vive anche senza di me, perché noi donne, come tu sai, senza di me devi morire. L'orgoglio femminile che esce fuori, è vero. Tanto una come me non la ritroverai mai. E a me mi rispose questo tizio: scusa, se ne volevo una come te ti tenevo. Presentiamo invece come si deve Giovanna Nocetti, felicissima, sono davvero felicissima di ospitarti. Grazie, Paola. quest'oggi Studio 90 Italia, artista completa, regista, produttrice, Grazie. cantante, direttrice d'orchestra, attrice, insomma veramente un'artista poliedrica, favolosa Giovanna, amica di Studio 90 Italia, grande piacere davvero. Sì, come tu sai, io sono una amica di Studio 90 perché il fondatore è mio amico da non diciamo quanti anni, perché sennò qui va a finire che bisogna dire quanti anni abbiamo. E allora, però quando uno dice fatto questo, dice ma quanti anni ha? Possiamo dirlo? Diciamolo, siamo sui 70, via. Ecco, quindi voglio dire, anche perché poi a parte sono portati benissimo alla grande, un'energia, ragazzi, invidiabile, davvero. Ci sono ragazze di 18 anni oggi che sono praticamente depressi, ma sai, tristi, io amo molto la vita e amo soprattutto le cose belle. Per esempio sono a Studio 90 perché Michele Recca e Marzia poi l'ho vista crescere come se fosse mia figlia, ma stare con loro è stato tutto un insieme di tante cose. Siamo stati i primi a fare Teletna, i primi a fare i videoclip. Ecco, infatti volevo proprio raccontare la storia di come nascono questi primi videoclip proprio con te, Giovanna. E perché, allora, tu conosci il Cavaliere Recca, Di vista. Allora fa, senti, allora io dovevo venire giù per fare Teletna, dicendo, se non ne facemmo una bella cosa tipo un videoclip, se ne andammo e andammo a Taormina e ne facemmo 3 o 4, 5. C'era Natale Zennaro, che Bottino, poi non mi ricordo tutti i nomi, comunque tutti amici carissimi che ancora rivedo ed è un piacere. E quando ti dicevo, quando mi trovo insieme con Recca, io ripenso alle cose che abbiamo fatto e penso a quelle che ancora deve fare lui e che io lo seguirò, perché comunque siamo sulla stessa linea d'onda come pazzia. E diciamo che eravate molto avanti, perché già all'epoca pensavate a ciò che adesso, che oggi praticamente esatto, va fortissimo. Esatto. Ma tu immaginati, era il 70, cioè, non esistevano queste cose, esistevano dei video fatti con jukebox si chiamava, ed erano, però non venivano neanche propagandati, cioè rimanevano nelle teche così. Noi invece facemmo tutta questa roba e la passavamo a Teletna. Teletna era un mito, Teletna è la Sicilia, c'è niente da fare. E che io sono felice di appartenere a questa bellissima terra. Io ne approfitto anche per ricordare che questa sera sarai ospite anche a Antenna Sicilia insieme, quindi salutiamo Cristiano Di Stefano che condurrà ovviamente questo appuntamento, ci sarà Giovanna ospite, canterà, insomma sarà sicuramente... Farò delle belle canzoni. Poi se per caso lì sono tutta spettinata, porca miseria, mi faccio il bandon qui a sinistra così. Sì.
No, fantastica, se per caso stasera mi fanno trovare una chitarra, posso anche cantare qualcosa con la chitarra. Tu l'hai. Ecco, quindi ancora più bello. Io volevo chiederti, prima di andare avanti e di ascoltare un brano bellissimo, a proposito dicevi della Sicilia, della terra meravigliosa, ecco, c'è un brano veramente strepitoso che noi trasmettiamo spesso su Studio 90 Italia, che ci richiedono anche, perché sono veramente innamorati loro e anche noi di questo brano, Malavoglia. Ma possiamo raccontare... Allora, i Malavoglia io l'ho incisa la prima volta nel 1980. E che Freddy Carozzo è un mio amico, anche lui un bravissimo autore, e ha un figlio fra l'altro che è un musicista in gamba, e poi siccome c'era questa incisione e un po' per noncuranza, un giorno mi disse Freddy: ma senti, ma perché non la rincidi? Sì. Allora mi rimisi a cercare la cosa da fare. E poi mi passavano sempre i giorni, passava sempre qualcosa di diverso che dovevo fare. Un giorno sempre Michele Recca. Sempre lui poi alla fine. Mi telefonò e dice: senti bene, ma... perché lui quando parla come parla solo in siciliano. Allora, senti, ma chi dà canzone e Malavoglia? La fai o non la fai? Sì, la faccio, ma... sono stata un attimo presa nella cosa, comunque, e l'ho rincisa. Dopo che ho inciso i Malavoglia, l'ho mandata immediatamente a Michele e a te naturalmente, ed è stato un piacere poterla ascoltare e sapere che tanta gente mi scrive anche su Facebook dei commenti meravigliosi. E allora l'ascoltiamo. L'ascoltiamola insieme. Grazie. Quattrocchi! Giovanna Nocetti, buon pomeriggio. Ciao. Ci stiamo divertendo tantissimo, amici in ascolto, perché voi non sapete, se non ci seguite su Facebook, non potete capire ciò che stiamo facendo, quindi lo raccontiamo cosa stiamo facendo. Dai. Allora, stiamo trasmettendo in diretta su 2 telefoni praticamente, il mio e il suo e quello di Giovanna. Quindi se volete anche seguirci su Facebook, basta andare sulla pagina di Giovanna Nocetti o e sulla mia, chiaramente c'è questa diretta. Adesso noi siamo contemporaneamente in diretta. Ecco, adesso ti inquadro. Ecco. Ci stiamo divertendo praticamente tantissimo. Ti vedo? Ecco, e io inquadro te praticamente. Benissimo. Ci stiamo inquadrando a vicenda. Dovete sapere, stavamo ascoltando anche le belle canzoni di Giovanna, che stasera vi ricordo sarà insieme, quindi appuntamento da non perdere questa sera. E Tempo d'estate, bellissima questa canzone che abbiamo ascoltato. Molto, è una canzone bella. che ho scritto un po' di anni fa, l'ho fatta apposta proprio con questo spirito degli anni 60, quando si andava a ballare alla bussola, quando si andava ad ascoltare i grandi personaggi alla Capannina, c'era Patti Bravo, Mina, quella gente lì, allora andavano queste canzoni e io mi sono ispirata a questo periodo d'oro della musica italiana. Secondo me sono anche quelle canzoni che non passano di moda, sai, perché ci sono delle sensazioni che restano. La musica quando è bella, secondo me è bella e basta, cioè non ha età. Guarda, io posso dirti una cosa. Allora, io ho fatto tante cose, sono un artista abbastanza poliedrica, ho avuto tante soddisfazioni, ho scritto questa Ave Maria per il Santo Padre. Vero. Che mi ha dato una soddisfazione immensa. Ma la bella soddisfazione per un artista è incontrare una grande artista che è Orietta Berti, alla quale io mandai una canzone e lei mi telefonò e mi disse: Giovanna, la canzone è proprio bella, guarda, te la devo cantare e darò il titolo al disco dei miei 50 anni di carriera. Che sta avendo un successo enorme. Questo, secondo me, per un artista, trovare un artista che poi ogni volta che va in televisione lei lo dice: l'ha scritta una mia amica Giovanna, è una cosa che è meravigliosa, e quindi grazie a Orietta per aver cantato, interpretato Dietro un grande amore, che è meravigliosa, che tra poco ascolteremo, tra l'altro l'ascoltiamo Dietro un grande amore, tra pochissimo l'ascolteremo. Però prima di ascoltare Dietro un grande amore volevo chiederti un'altra cosa, perché nel frattempo la nostra regia si attiva. Ecco, cosa ancora non ha fatto Giovanna? Cosa ti piacerebbe fare adesso? Ecco, tra le tante cose, perché le hai fatte praticamente di tutti i colori. Io adesso la cosa che mi piacerebbe fare, che mi venisse un'altra ispirazione magica come Dietro un grande amore,
perché gliel'ho promesso a Orietta e ho detto: Orietta, la prossima canzone devo essere io a scrivertela. Però sono rimasta ancora sorpresa perché ho paura di non essere all'altezza. Allora ci penso, ma tanto anche lei ha un anno di tempo prima che rincida. Però ecco, questa è la cosa che vorrei fare con tutto il cuore, con tutto l'affetto che io porto a questa grande artista. E io sono sicura che riuscirai, perché Giovanna sei veramente strepitosa. Poi volevo dirti un'altra cosa. Io canto Dietro un grande amore e ho chiesto a Orietta se potevo cantarla, perché sai, lei è ancora e lei mi ha detto: ma certo che la puoi cantare. E allora gliela dedico. Dietro un grande amore. Dietro un grande amore. Giovanna. Dopo voglio vedere chi è che guardava questa. Sì, siamo in diretta. Chissà cosa fa grande, un grande amore. Giovanna, ma sono veramente, le parole anche di questa canzone sono bellissime, quindi davvero complimenti. È perché dice infatti dicono quello che a volte noi non abbiamo il coraggio di dire, perché anche i ragazzi scrivono ti amo sul muro, sei tutta la mia vita, però non hanno il coraggio di dirglielo in faccia, perché magari si vergognano, non lo so. Invece queste parole dicono che cos'è che fa mai grande, perché anche noi stessi che amiamo, intendo dire tutti noi che amiamo, alla fine ce lo domandiamo: ma cos'è che fa grande questo amore? Che cos'è che mi attrae, che mi trascina verso di te? E non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, è vero. Non stavo riflettendo su questa cosa, e sicuramente anche i nostri amici in ascolto, perché poi spiegare, ecco, in tanti ci hanno provato a scrivere, a parlare, a raccontare di un amore, però le sensazioni in realtà davvero non si possono raccontare, cioè sono proprio quelle che hai dentro, che senti dentro, come la musica del resto, no? È vero, che ti fanno stare sulla corda, però e poi sai che cosa trovo, per esempio, la genialità di Paolo Limiti nello scrivere le canzoni? Che lui scrive senza filtri. Cioè, quando dice che come tu immaginati la canzone Bugiardo incosciente, che cos'è di meraviglioso? Oppure Ai mi amor. Guarda, Ai mi amor, che ho inciso io per prima, poi l'ha ripresa anche Mina. No, ci tengo a sottolinearlo. diciamolo. L'ho incisa nell'80 e ebbe un grande successo. Infatti lei, comunque Mina è sempre una grande artista, io sono rimasta sempre grande amica, e questa cosa dice: ricordo dicembre, la neve e la gente, e tu che nel traffico lento irritante, bloccando la strada, hai spento il motore per dirmi: mi vedi, io muoio d'amore. Guarda, favoloso. È meravigliosa. Favoloso, davvero. Quanta gente gli è successo di bloccare tutto? Non mi vedi che ti amo da morire? È vero, cioè parole stupende. Del resto poi, come dicevamo prima, scrivere l'amore non è per niente facile. No. Paolo Limiti, devo dire che in questo è un grande maestro. È un grande maestro, un grande assoluto. Assolutamente. Tra l'altro una persona splendida, abbiamo avuto il piacere anche grazie a te chiaramente di conoscerlo, di intervistarlo. Io mi sono innamorata proprio professionalmente di quest'uomo, perché è veramente una persona eccezionale, preparatissimo, un grande davvero. Ma io ti dico una cosa, tu c'hai un modo di presentare, di condurre, non presentare, perché presentare di condurre. C'ho una telefonata. Sì, possiamo anche rispondere in diretta alla fine. Sono in diretta in radio, ti chiamo dopo, ciao. Il bello della diretta è anche questo. E ho perso il filo. Dicevo, tu sei bravissima perché hai un ritmo. Tu non sei una conduttrice né una presentatrice, sei una affabulatrice, perché quando parli, racconti, eccetera, cioè tu coinvolgi sia la persona, in questo caso me, ma anche quelli da casa, perché adesso abbiamo la webcam che fa vedere, ma se uno non ti vede e ti ascolta soltanto, si innamora, perché la voce, perché sai coinvolgere. Hai capito? Queste parole dette da te, Giovanna, sono veramente per me uno dei più bei complimenti che mi sia mai arrivato. Io poi mi emoziono e poi siamo una scema. Quindi grazie davvero di cuore, davvero.
Oggi hai acquisito un altro ammiratore che si chiama Raffaele Quattrocchi, ecco, un tuo omonimo al quale ho parlato spesso di te, perché dicevo, ma c'hai qualche... Dice no, perché poi lui è di Napoli e tu sei di Catania, quindi... Però buona sapersi, un quattrocchi in più. 4 e 4 fanno 8. Ecco, siamo a posto. Senti, invece a proposito di emozione, ecco, quando si parla di mamma, per esempio, si parla di una grandissima emozione del cuore, proprio con la C maiuscola. Hai realizzato quest'altro brano dal titolo proprio Mamma, che è veramente... e questa è una cosa, per esempio, incontrai Raffaele, ma scusa, Quattrocchi. Ecco, lo sappiamo di nuovo lui. Philippe Léon, un grande autore, Philippe Léon è un grande autore. Lo incontrai al bar. Ciao, bevi un caffè? Oh, ciao, ma quant'è che non ci vediamo? Dice, senti, c'ho questa canzone, la devi cantare solo te. Dico, ma sì, come? Cioè, mi prese di soprabbalzo, perché... Cioè, no, la devi cantare solo te, perché è una canzone che dice una parola importante, che la può dire solo una persona che ha passato i 30 anni come me. 30 anni per gamba, sono 60. Insomma, però effettivamente, perché i ragazzi non sanno ancora il valore della parola. Quando poi arrivano a 35-40 anni, diventa un valore enorme. Quando poi arrivi alla mia età è la cosa che ti fa vivere, sperando di rincontrarla. Hai capito? La mamma è la cosa più bella del mondo. E quindi voi che avete le mamme, godetevi le vostre mamme davvero tanto, perché la mamma è un bene prezioso, va vissuto momento per momento. Ogni attimo lo conserverete per sempre nel cuore. È vero. Ascoltiamo mamma? Sì. Giovanna, torniamo tra poco. E stiamo facendo un percorso con la bella musica di Giovanna. Questa era 30 giorni in diretta su Studio 90 Italia. Ancora buon pomeriggio, Giovanna. Grazie. Abbiamo fatto un pochino di confusione, un po' però ci stiamo divertendo, almeno io mi sto divertendo tantissimo. Ma mi piace perché bisogna essere così, allegri, se no la vita è già tutta una tristezza. Invece qui si vive bene. Energia positiva. La bella musica, i begli amici. E ridiamo, scherziamo. E l'appuntamento di questa sera da ricordare ancora una volta su Antenna Sicilia, e insieme ci sarà Giovanna Nocetti con la sua chitarra, suonerà, ci farà sentire dei capolavori, perché poi dovete sapere, ecco, Giovanna ha una voce pazzesca, anche quando non è che dici, sai, magari il disco è registrato, no, lei ha una voce anche a cappella. Prima ha cantato, io sono rimasta veramente senza parole, fortissima, una voce pazzesca. Ma perché mi piace cantare, cioè amo proprio cantare. E si vede, evidentemente io non posso fare altro che cantare, eppure tu lo sai che mi occupo di musica seria, produco delle bellissime cose, opere liriche, faccio le regie e sono altrettanto seria, però io quando posso cantare ho raggiunto il paradiso. Ma quando eri piccola, quando eri bambina, proprio da piccolina, già tu avevi le idee chiare, volevi già fare la cantante? No, io quando ero piccolina non lo sapevo, però siccome a scuola, sai come all'asilo, ci mettevano tutti in fila così per cantare, io ero magra con una boccona così e allora t'adoriam e lì tutti io aprivo sta boccona e allora la suora mi diceva sempre, no, tu fai in fondo perché sei anche molto alta, poi non devi urlare, non devi... E dicevo, ma come mai? Allora una mia compagnetta mi disse, perché tu canti male. No! Fu un'offesa, io morta. Arrivai a casa e cantavo da sola. E dicevo, eppure a me mi sembra di cantare bene. E urlavo come un'aquila. E insomma, fino che decisi di andare a prendere delle lezioni di canto, ma più per tigna di questa qui che mi aveva detto no, perché mi mettevano sempre in fondo. Diciamo che anche a merito suo allora oggi. Sì. Perché ero brutta, perché ero magra come un chiodo, avevo una boccona così perché essendo secca non avevo ciccia che mi tratteneva la bocca e in più volevo cantare e urlavo. Allora questa mi dice, no, perché tu canti male.
Ricordi la prima canzone che hai cantato? Sì, una canzone di Betty Curtis. Sì, ti dirò la verità. Urlavo. Fantastico. Eppure grazie a questa tua compagna, a questa tua compagnetta oggi, Giovanna Nocetti e Giovanna Nocetti e Giovanna, voglio dire, ragazzi, altro che, e che voce, altro che alta o altro, fa una voce strepitosa. Senti, dobbiamo fermarci giusto un attimo, tra poco torniamo sempre con Gio, parleremo ancora di bella musica e di produzioni, perché lei, come dicevo inizialmente, si occupa di tantissime cose, ma ne parliamo tra poco. Grazie. L'ora esatta è... Studio 90 Italia. Studio 90 Italia, solo musica italiana. La più bella musica italiana, ecco, specifichiamo. Diciamolo. Con Giovanna, buon pomeriggio ancora da Paola 4, ben trovati alle 16:01, siamo in diretta, chiaramente se avete voglia di interagire con noi 380 19 33 500, stiamo parlando di bella musica, ovviamente con una grande artista come Giovanna. Appuntamento stasera, ve lo ricordo ancora una volta, insieme con Cristiano Di Stefano, ci sarà appunto Giovanna Nocetti che parlerà della sua bella musica, suonerà, canterai, suonerai perché è una bravissima musicista. Abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi è. Pronto? Pronto? Ciao Giovanna. Come? Non ti puoi ricordare di me, ma abbiamo passato dei giorni bellissimi. Carlotta! No! Buon pomeriggio! Ciao! Come stai? Appena ti ho sentito alla radio ho detto no, la devo chiamare di corsa. Amore, ma che bei tempi! Ma insomma, oggi è una giornata fortunatissima. Ritrovare tutti gli amici cari, te, Michele, tutti. Ma stasera vieni lì a teatro, Carlotta? Sì, ti vengo a salutare perché ho voglia veramente di vederti. Bello. 30 anni, è giusto, no? Certo. E sei sempre splendida perché ti seguo su Facebook e sei Grazie splendida. Carlotta, grazie infinite. Io ti aspetto stasera, non mi dire che vieni e poi non vieni, No, vengo. Va bello. Bene? Grazie, dai un bacio anche a tuo marito. Grazie per le belle canzoni, sono ancora qui che ascolto. Grazie Carlotta, un bacione. Tra l'altro una presentatrice e conduttrice. Grazie Carlotta. Ciao. Presentatrice e conduttrice Carlotta, salutiamo. È una grande professionista. È una delle persone con le quali abbiamo creato, io mi metto nel mezzo, Teletna. Lei è una fautrice insieme con Michele e con il marito, con le cose che facevamo nei vari paesi, non mi ricordo più come si chiamava. Il campanile d'argento, non mi ricordo. Bellissimo. Era questo appuntamento che si faceva nei vari paesi. Nei vari paesi, si girava. Poi hanno ripresi questi programmi, certo. Ecco perché dico eravate avanti. Certo. Eravate avanti perché poi anche qualche anno fa hanno ripreso anche sulla Rai dei programmi dove dovevano girare proprio nei paesi. Quindi pensa a te quanto eravate avanti già all'epoca. Qualche anno fa, dai, qualche anno fa. Senti, allora, appuntamento stasera. Grazie Carlotta, ci ha fatto molto piacere. Grazie, soprattutto a veramente, un piacere. Questo vuol dire che la gente ti ama. La gente ti ama perché sei positiva, perché sei una bella persona, oltre ad essere una grande artista. Ed è questa è l'arma vincente per andare avanti, per avere successo. È vero, ma infatti, vedi, io sono anni, ormai sono 40 anni, diciamolo, anche di più, e io sono sempre rimasta legata al mio amico Michele Recca, con tutta la famiglia naturalmente, le ragazze le ho viste crescere, le ho viste... E noi ogni anno ci vediamo. Ma perché? Perché la vita è fatta di queste cose. Se tu non hai queste radici, non hai niente, hai capito? Ecco perché i ragazzi giovani devono imparare a radicarsi. Non ha importanza dove e come, perché io vivo a Milano. Voi state qua a Catania, ma è come se si vivesse insieme. E non dimenticare chi è stato vicino in determinati momenti, come hai fatto tu fino adesso, anche Ciccio Recca, per esempio, il regista del Campanile d'Argento. Insomma, voglio dire, Giovanna sta ricordando davvero tutte le persone che qualche anno fa erano vicine a lei e continua a ricordarle oggi, cosa che i giovani purtroppo spesso e volentieri perché mangiano e buttano. Esatto. Mangiano e buttano.
ed è un peccato, si perdono delle cose importantissime. Diamo un consiglio davvero di cuore ai giovani, anche perché tu sei una produttrice, quindi comunque segui anche dei giovani. Sì, io prima di tutto dico loro sempre: bisogna studiare, perché uno apre la bocca e dice io canto, non è vero, bisogna studiare, sia che canti musica leggera, sia che tu faccia musica lirica. Devi studiare, perché anche l'emissione della voce, se tu consideri mamma, io l'ho incisa 6 mesi fa, questa è la voce mia di ora, è ancora fresca e sana, perché comunque io una volta al mese mi vado a fare una lezioncina. Certo, è importante. Perché è importante. Non è che uno arriva e poi... Io sento delle cantanti di adesso, sia maschi che femmine, che hanno già sulle corde vocali i noduli, perché non puoi continuare a cantare così, perché alla fine vengono i noduli, e dopo, quando sei operato una volta, ritornano. Allora studia, fate in modo che, se volete fare questo mestiere, dovete studiare. Volervi bene. Esatto. Io ti dico questo: quando mi dicono tu cosa fai, io faccio la cantante. Non sono una cantante. Io faccio come uno dice tu cosa fai? Io faccio il ragioniere, io faccio il medico, io faccio la cantante. Non dico sono un ragioniere, sono un medico. Che sono no, faccio, è il mio mestiere, e essendo il mio mestiere lo devo curare. Questo lo dico a tutti coloro che si mettono in gioco per fare il mestiere del cantante piuttosto che del musicista. Studiare, perché è l'unica cosa per vincere sulla massa. È vero, anche perché poi i risultati a lungo andare si vedono. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un'altra canzone sempre di Giovanna, molto molto carina questa. Lei chi è? Molto bella. Ne parliamo dopo, dai. Intanto ascoltiamola. Lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Giovanna Nocetti, ve lo dico io chi è. Anche se non c'è bisogno di presentarla, perché comunque la conoscete benissimo, già la sua voce parla da sola, e insomma, grazie davvero Paola. Un grande piacere oggi. No, volevo dirti una cosa. Tu mi hai detto prima: posso chiederti qualcosa di Sanremo? Io ti ho detto no. Poi ci ho ripensato. No, sai, la cosa che più mi fa male in questi casi come Sanremo, come questi grandi momenti che fanno i cose, The Voice, le cose, i talent in genere, sì, generano dei ragazzi infelici, perché c'è un'aspettativa tale in tutti quelli che partecipano, che poi ne esce fuori uno è felice e 989 sono lì che poi finiscono drogati, perché l'aspettativa è talmente forte, l'adrenalina li travolge, e poi alla fine vengono buttati via come la carta straccia. Questa è la cosa peggiore che può essere. Ecco, questa è l'unica cosa che mi disturba in questo secolo. Ci sono dei momenti che penso, ma tu, che in questo momento stai partecipando a un talent, lo fai perché ami la musica o perché vuoi avere successo? Perché vuoi avere successo. Perché tu vedi, per esempio, che se c'è uno che è morto vanno tutti al funerale per farsi vedere. No, questa sembra un'assurdità, ma è così. Vanno tutti, non per la persona che è morta, ma per farsi vedere, perché c'è la televisione, perché è una forma di esibizionismo. E questo, i ragazzi, ecco perché dicevo studiate, perché se studiate avete una possibilità, venite poi ripagati. Ma se partite già con l'idea, io mi faccio vedere il successo, il coso, eccetera, è effimero, credimi. Tu guarda, io sono 47 anni che faccio questo mestiere, lo sai, perché è inutile che te lo racconti. Ho iniziato nel 70 e nel mio
piccolo mondo ancora c'è gente che mi ama e che mi stima, sono in tanti, davvero tanti. Sono felice perché dopo, a quest'età, ho avuto l'onore di essere chiamata da TV 2000, lavoro a TV 2000 già praticamente per l'anno in corso, è quello che va da settembre a giugno, e mi fanno cantare quello che voglio, non c'ho raccomandazioni. Però sanno di potersi fidare perché sanno che hanno davanti. Mi hanno chiamato perché alla fine sono una che bene o male sa fare il suo mestiere. Allora, perché questo? Perché è a monte che uno studia, ha studiato e si porta dietro. Io tante volte, ci sono dei cantanti che mi dicono: ma tu hai sentito? Io non li conosco, eppure faccio parte di questo mondo. Ci sono dei cantanti che io non conosco. Eppure ci sono, e sono probabilmente anche le cosiddette meteore. Esatto. Che hanno un successo e poi purtroppo... Allora, c'è una cantante che io stimo moltissimo perché è una che come apre bocca si sente che ha studiato. Arisa. Sì. Arisa è una che si è creata il personaggio così, poi apre bocca e t'ammazza, perché si capisce perfettamente che ha studiato, che ha l'emissione dei suoni, è bravissima. Allora, lei poi si è creata, o l'hanno creata in quella maniera, però, hai capito, io ti creo, ma qualcosa ci deve essere sotto. E lei c'è. Come quando dicono hai successo, ma poi sta a te mantenerlo come? Certo. Come con lo studio e con anche un po' di fortuna, quella ci vuole, certo, magari, diciamo. Sì, certo. Senti Giovanna, noi siamo giunti purtroppo al termine di questo appuntamento insieme. Io spero veramente di Ma ci rivedremo senz'altro. Sì, dai, per forza. Spero che quest'estate di venire un po' qua. E così faccio un po' di mare e un po' di radio. Senz'altro, spero anch'io. Vi ricordo questa sera appuntamento insieme con Giovanna Nocetti, appuntamento da stasera alle 20:30 su Antenna Sicilia, appuntamento da non perdere, con la bella musica, suonerà con la sua chitarra, canterà delle belle canzoni. Io ringrazio Felix alla regia. Grazie Felix, un bacione. Ringrazio gli amici in ascolto per questo speciale appuntamento pomeridiano. Grazie. Ma il grazie più grande va a te, Giovanna. Grazie Paola, ti do un bacio grosso e ti saluto il tuo omonimo. Sì, senz'altro, lo saluto anch'io. Ci salutiamo con mamma, con questo capolavoro. E salutiamo anche tutte le mamme in ascolto. Grazie. Che sono il bene più prezioso. Grazie Giovanna. Ciao tesoro, grazie.